Cortina, Corso Italia, settimana pre-ferragostana, mai così poca gente. Certo, la regina è sempre la regina e continua a attirare turisti, ma il clima non è più lo stesso di qualche anno fa e lo sanno gli stessi visitatori. Sottotono nel senso che vedo meno gente, meno le solite abitudini di Cortina, della passeggiata, la vedo un po' sottotono. Da Roma qua non c'era una macchina. Colpa della crisi, certo, che colpisce anche i tradizionali ospiti del Salotto delle Dolomiti, ma per molti la colpa è anche o forse soprattutto dei controlli. Dal blitz dell'Agenzia delle Entrate di Capodanno in poi nulla è più stato come prima. Ben lo sanno gli addetti ai lavori che contro i controlli, che coinvolgono tanto alberghi, ristoranti e negozi quanto i clienti, hanno le idee chiare. Basta con le ispezioni, o almeno con questo tipo di ispezioni. L'errore è stato quello di partire proprio dicendo vado a pizzicare gli evasori perché sono quelli che vanno in vacanza e quelli che vanno in vacanza a Cortina. A Courmayeur quest'anno Porto Cervo e Porto Rotondo mi dicono sono deserte di italiani perché l'annuncio che è stato fatto con grande intelligenza al mese di maggio era abbiamo prenotato 200 appartamenti per i finanzieri che batteranno tutta la Costa Smeralda. Facciano i controlli, ripeto e continuo, in maniera discreta senza disturbare i clienti, ognuno può fare il proprio mestiere. Diventa invasivo quando si disturbano i clienti e in un momento in cui il calo di lavoro è notevole i nervi sono un po' scoperti. Ma se i commercianti guardano preoccupati ai controlli, non così i turisti. Chi è salito a Cortina per le ferie, anzi, apre alle ispezioni. Benvengano, assicurano, noi non abbiamo nulla da nascondere. Quelli servono, secondo me, i controlli, almeno se io devo pagare che sono un piccolino è giusto che pagano anche gli altri che sono magari più ricchi di me, no? Io ho comprato il giornale, poi se mi fanno una multa sul giornale, non lo so, non c'ho altro. Regolare? In Germania riprenderebbero voi, non voi la finanza. Ok? Ci siamo capiti? Intanto si avvicina un Ferragosto caldo, non solo per le temperature. Dalla Guardia di Finanza hanno già fatto sapere che in periodo vacanziero scatteranno i controlli sui locali dati in affitto, ma non ci si fermerà qui. La Guardia di Finanza opera a 360 gradi, 365 giorni l'anno, quindi non c'è uno specifico settore che andiamo a controllare di più o meno rispetto agli altri.